Dalle feste lussuose agli incontri politici all'abbandono, passando per il saccheggio di Vatere e Caminetti da parte degli ex proprietari. La parabola di Villa Rodella ha avuto salite e discese al pari di una montagna russa nel corso degli anni. Ora l'ex dimora di Giancarlo Galan a Cinto si appresta a vivere una nuova pagina della sua storia. L'Agenzia del Demanio ha avviato la concessione a canone agevolato alla Fondazione Essenziale ETS, così Villa Rodella per i prossimi 45 anni ospiterà laboratori, residenze artistiche, iniziative culturali, percorsi di turismo sostenibile, momenti di aggregazione e inclusione rivolti al territorio e ai suoi abitanti. Il progetto proposto dall'associazione prevede un investimento economico di 637.000 euro. La villa, ai piedi dei Colli Ugani, è diventata di proprietà statale dopo la confisca seguita alle condanne nel processo per le tangenti sul Mose di Venezia dell'ex governatore del Veneto Galan, che prima di abbandonare definitivamente la dimora aveva portato via Vatere e termosifoni, provocando anche dei danni. Villa Rodella fu edificata tra il 600 e il 700 e rappresenta un esempio di architettura veneta, testimonianza della tradizione delle ville patrizie sorte tra le colline e le campagne del territorio padovano. La sottoscrizione della concessione, grazie alla collaborazione tra pubblica amministrazione e terzo settore, vuole avviare finalmente il recupero e la rigenerazione di questo immobile sequestrato, patrimonio di una comunità, e che ora verrà messo a disposizione assicurando iniziative culturali, sociali, sostenibili e inclusive.